Amici bellini, allora andiamo ad assorbere, come dice Spalletti, questa conferenza, così diamo un pochino i numeri finali, nel senso mi butto e diamo una formazione senza dubbi, così per Fizio cominciamo. Allora, benissimo, un po' di ritardo, ma perdonerete perché insomma le cose. Ma Aurora Catuogno io si è abbonata, la benvenutiamo perché fa piacere benvenutarla, ma sta impazzendo l'algoritmo, quindi iscrivetevi al canale e lasciate dei like per questa sfida che ha un sapore di scudetto, lo possiamo anche dire, perché non ci nascondiamo, sono due squadre simili. Questo è il leitmotiv di tutta la cosa. Io ho ascoltato pure un po' le parole di Pioli, pure per vedere se c'era qualcosa di più interessante, insomma di più pregnante. Queste domande veramente lasciano il tempo che trovano, ma noi siamo qui per commentare tutte le parole, anche gli atteggiamenti. Ho visto lo Spalletti molto quasi fiacco, devo dire, molto calmo, rilassato al limite dello stanco, non lo so, ditemi voi, non l'ho visto proprio pimpante, ditemi voi nei commenti perché l'ho visto un po' debole, però lui dice che è alla pensione, quindi vabbè. Andiamo per ordine e poi ci prepariamo per la Brabham. Sono due squadre che stanno molto bene, chi poi verrà fuori da questa sfida, chi vincerà i duelli, dice, chi riesce ad anticipare in quelle palle insomma che stanno in mezzo, chi riesce ad arrivare prima probabilmente dai duelli l'avrà vinta in questa partita. Insomma la formazione ovviamente non ce la dice, lui dice ne mettiamo 11 come loro, lui dice praticamente perché non vuole poi far scaricare mente a me, perché se ci dice la formazione adesso che i giocatori stessi ancora non sanno e quelli che stanno in bilico nei ballottaggi che abbiamo visto nel video di ieri potrebbero scaricarsi e pensare vabbè allora se ne parla in panchina, invece no, devono stare tutti belli tosti e poi quando si sa restano ancora tosti, pronti per poi entrare, quindi giustamente dici io devo tenerli tutti sul pezzo. È un esame di scuola media, di maturità, di laurea. E lui risponde io me ne vado in pensione, siamo già alla pensione, ma devo stare attento alle emozioni forti, c'ho una certa età. Il Milan ha tenuto bene tutto l'ambiente, il Milan, siamo due squadre simili che si dirà per tutta la conferenza, ma il Milan l'anno scorso è riuscito a tenere unito tutto l'ambiente. Questa potrebbe essere una frecciatina che si fa all'ambiente Napoli che a un certo punto si spacca, e quindi ci sottolinea anche che loro avevano dei campioni di qualità assoluta a cui poi hanno aggiunto dei giovani che si sono comportati molto bene, quindi un po' la differenza che Spalletti lo dice anche in maniera sottile è quella. Poi dopo dirà pure una cosa sulla società e quindi andiamo avanti. 5 nazionali, è contento, non è contento? Sono contento, ovviamente i 5 nazionali di cui si parla sono Meret, sono Di Lorenzo, sono Zerbin, sono Raspadori e sono Politano, credo che siano questi, poi se sbaglio perché non c'è Sirigu, quindi credo che però potrei sbagliarmi perché sto ancora dormendo così. Il Milan sono i campioni d'Italia, quindi noi se vogliamo metterci a quel livello dobbiamo andare un po' più forti di loro perché hanno pure cominciato bene come noi e quindi a parità di situazione loro sono comunque i campioni uscenti e dobbiamo ricordarlo. Più che il risultato finale di questa cosa, quello che darà indicazioni per il resto della stagione sarà la prestazione, e io sono anche d'accordo perché è abbastanza presto per poi tirare le somme, se perdi ti allontani dalla vetta, sì, ma il campionato è lungo, lo sappiamo, e la prestazione che ci dirà se il Napoli può tenere botta poi con le squadre più importanti del campionato. Ricordiamo che la Serie A è scarsa, ricordiamocelo sempre che questa è una cosa che mi piace dire, poi potete essere d'accordo o meno. Dem come sta? Dem sta cominciando a lavorare con il pallone, quindi probabilmente lo possiamo rivedere dopo la sosta, e Lozano sta bene, quindi quello come avevo detto ieri, Lozano lo possiamo vedere se non in campo almeno sicuramente in panchina. Le caratteristiche di Raspadori e Simeone, perché sceglie uno, perché scegliere l'altro? Simeone ti dà più profondità, Raspadori è più sgusciante, però anche lui arriva e ti dice una cosa a un certo punto su Raspadori, ti dà pure superiorità numerica a centrocampo, e a questo punto io posso pensare che la scelta vada su Raspadori. Questa è un'idea mia, quindi andiamo già su un Ambrabam tattico e vediamo se avremo poi ragione di questa cosa qua. Le certezze sono
quelle che conosciamo già. Non è finita la conferenza di Spalletti, però insomma, Meret, lettera maiuscola, il rispetto per i giocatori. Di Lorenzo non c'è penso dubbio, così. I centrali, io credo che Amir e Kim possano essere confermati, perché poi mo si riposano e siamo all'inizio. Spalletti ha detto all'inizio non è che serve tutto questo turno, forse si è pure pentito del turnover fatto. Qui lasciamo ancora il dubbio, perché poi arriverà la domanda sui terzini dell'ottima Claudio Vivenzio. Lobotka io direi di sì, Anghissà io direi di sì, Zielinski io se lo metto, però poi il discorso sui rigori potrebbe essere interessante, e c'è anche un discorso su Kvara che non glielo chiedono, però Spalletti lo dice. Qua io ci metto Politano, ho cambiato idea rispetto a ieri, e non mi ricordo se ieri ho messo Simeone o Raspadori, ma ci metto Raspadoro. Ecco qua. Sì, io la vedo così. Poi dopo ci sono ovviamente le varie cose. Ma andiamo avanti, perché poi vi voglio togliere altri sfizi. Non dipendenti da Osimhen. Ecco qua, perché lui dice: è buono che voi mi chiedete di Raspadori e Simeone, caratteristiche diverse che abbiamo prese, perché se poi fossimo stati dipendenti, si incazza Spalletti senza proprio motivo, se fossimo stati dipendenti da Osimhen come voi volevate far credere. Io non me la ricordo questa storia, siamo dipendenti da Osimhen, anche perché l'anno scorso onestamente quando non c'era Osi e c'era Mertens pure meglio, quindi io non me la ricordo questa storia che dice Spalletti. Ma Spalletti ha i suoi addetti o stampo e probabilmente raccolgono notizie. Ma ve li vedete? Chiedo a Spalletti, ve li vedete i video miei? No, non li lasciate like. Vedi come voi volete. In realtà qua lui non parla tanto di Osimhen, ma parla ancora di Kvara, perché lui dice come Kvara e dice se si dice bravo a uno e poi, cioè insiste sul fatto che non dobbiamo esaltare troppo Kvara, che non dobbiamo poi sviluppare quel discorso, dice senza Kvara non si crea la superiorità numerica, non si crea gioco, non c'è quell'imprevedibilità. Ha paura di questo Spalletti, che si crea poi troppa aspettativa su Kvara, che siamo troppo innamorati di Kvara, che lo vogliamo sempre in campo e quando non c'è, se dovesse andare male, eccetera eccetera. Quindi attenzione, ci tiene moltissimo Spalletti a questa cosa. Io capisco il discorso di proteggere il ragazzo da troppa pressione perché ha 21 anni, però cioè, non mi sembra questa problematica ancora sviluppata. Il tifoso, non so l'ambiente giornalistico eccetera eccetera, se pusherà su altri tipi di discorsi, ma il tifoso mi sembra molto, molto tranquillo sotto questo punto di vista, lo capisci. Quindi se si dice troppo bravo a uno e poi quando ti manca che fai? Giustamente discorso anche per proteggersi i panchinari, le riserve. La consapevolezza della squadra sì, la vede convinta. Stimo Pioli come uomo e come allenatore, hanno anche una società fortissima. Spalletti lo dice, voi lo potete mettere in conto, lo potete mettere tra le cose che dice e che non dice, lo potete ignorare e potete dire ma quella la società non va in campo, e intanto lui ha sentito il bisogno di dirlo. Ragioniamoci. Oliveira, ecco la Claudio Vivenzio, che poi è un osservatore attenta, come vedete qua da questa diapositiva. Quindi la sovrapposizione interna di Oliveira, che poi ha portato a cose ottime, al rigore contro il Liverpool, allo scambio con Raspadori che porta al gol di Raspadori, lo fanno anche Mario Rui e Di Lorenzo, e quindi ce lo ricorda Spalletti che lo fanno anche gli altri, ed una delle cose che nel calcio moderno si fanno, perché poi vai a prendere superiorità a centrocampo, arrivi meglio eccetera eccetera. Quindi un osservatore attenta Claudia Vivenzio. Poi si citano ovviamente i rigori. Lui ci ricorda, ci dice, anzi non lo sapevamo, che i rigoristi contro lo Spezia erano Politano prima e Elmas poi, e Zielu poi il primo rigore comunque l'ha tirato molto bene. Su questo non sono d'accordissimo, ha tirato 2 rigori praticamente identici, senza molta rincorsa, molto simile forse anche a quello con il Liverpool, però con il Liverpool l'aveva angolato di più, e quindi dice poi bisogna vedere, non è stabilito eccetera eccetera. Ecco perché io mi sento di mettere Politano in campo subito, perché secondo me in questo momento è in fiducia se si dovessero tirare i rigori, e quindi potrebbero decidere in campo tra di loro Zielinski e Politano. Poi c'è anche Kvara che se la sente, potrebbe sentirsela Raspadori, non sappiamo come li tira Lobotka, però per esempio in questo momento Politano è in fiducia, e se dovesse sbagliare lui, noi almeno abbiamo il ricordo positivo di quello fatto contro i Rangers, e quindi ecco perché metto Politano in questo momento in vantaggio sullo Zan. Poi lo Zan torna dall'influenza, non sappiamo quanto
quanto muscolo ha, e quindi per questa la mia scelta. Poi gli si chiede ancora di Ndombele, può fare tutti i ruoli del centrocampo, ma qua è molto preciso Spalletti e dice che da play basso probabilmente serve un po' più di rapidità, perché adesso noi abbiamo stesso Spalletti e noi abbiamo negli occhi Lobotka che si gira in una frazione di secondo, che fa scomparire il pallone. Se noi ci aspettiamo quello da Ndombele non lo può fare, però lui è più fisico, ha questo concetto di calcio anche un po' più europeo, e Spalletti lo vede meglio a 2, quindi in una condizione dove si può pensare a un 4-2-3-1 più vero e proprio rispetto a questo Zielinski ibrido che lo puoi vedere qua ma in realtà comunque ti viene ad aiutare al centrocampo, in un centrocampo a 2 reale puro lui ci vede bene qui un Ndombele che comunque ce l'ha la cosa, però rispetto a Zielinski arriva anche fino a qua, ci dice arriva fino alla bandierina, Ndombele non lo fa, e secondo me non lo fa anche per rimanere in questa zona, per avere qualche palla che poi gli arriva e lui sta faccia alla porta poi per tirare. Zielinski c'ha più l'idea anche dell'assist e quindi non arriva in bandierina, l'esperienza europea la dobbiamo assorbere. Allora, con questo abbiamo finito. Credo, ragazzi, io mi butto, poi se sbaglio non succede niente, anche perché non la faccio io la formazione, noi andiamo semplicemente a commentare quelli che sono. Il player 4 a questo punto, perché c'è stata la domanda di Claudia, Olivera, Mario Rui, potremmo tirare a sorte perché giustamente poi quello entra, quello fa, mettiamoci Mario un po' più esperto, un po' più conoscitore del fattore Milan, perché poi Olivera viene da una Coppa europea eccetera eccetera, Mario lui conosce di più il campionato italiano, comunque le sue sovrapposizioni le fa, vediamo un pochino, io la scelgo così e vediamo come andrà. Da New York, Valerio Fluido è tutto, le domande non sono pregnantissime, ma alle volte Spalletti anche nella sua flemma cerca di darci qualche spunto su cui riflettere. Ho guardato quella di Pioli, non è che va molto meglio, quindi non è che me la prendo solamente con i giornalisti proprio poi del Napoli eccetera eccetera, con tutta onestà e poca roba in generale. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose, credi? Sei iscritto pure a TikTok? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.